Io dico sempre, tutti possiamo cantare ed è quella la cosa più bella. Io sono qui per aiutarti, per cui qualsiasi cosa, qualsiasi obiettivo noi raggiungeremo, per te sarà un successo. Praticamente si facevano infilare queste telecamere su per il naso per controllare esattamente cosa succedeva. Io vado più con un approccio muscolare, fisico, che subito uno mi guarda e dice: perché? Invece dopo, insomma, vedono che i risultati ci sono e sono anche più duraturi. Anche col coro, io ho questi ragazzi, queste signore che vengono, però prima fanno un percorso con me e poi li metto a lavorare in coro. Io sono mamma di un bambino nato tanto prematuro. Ora ti parlo di settimane, sono 22 settimane e 4 giorni praticamente. Metà strada, sostanzialmente. Sì, a metà strada. Sì. Credo che Edoardo sia uno dei pochi che è sopravvissuto a 12 anni, adesso sta bene. Canta? Sì, ha cominciato a cantare nel coro della mia collega perché con me non vuole assolutamente avere nulla a che fare. Giustamente non puoi mai avere una soddisfazione di insegnamento sui tuoi figli. Assolutamente. I ragazzi di adesso, vorrei dire, tornate a emozionarvi, perché la cosa fondamentale è la musica, l'arte fatta bene te lo dà. Ciao Barbara. Buongiorno. Buongiorno e bentornati a tutti a Campus Cast, un podcast promosso e ideato da British School Bassano con fortissimi accenti veneti e altrettanto forti toni internazionali. In questo caso, oltre a toni, avremo anche tante note di richiamo a quella che è la professione, l'ispirazione, la vocazione, la vita di Barbara Melotto. Benvenuta. Grazie a tutti voi di avermi invitata, insomma. Parli al plurale perché effettivamente tu stai rappresentando anche quella che è una collettiva, un gruppo, un'associazione. Un'associazione. Nel grande stream di presentazioni di carriere collegate con l'arte, torniamo a parlare di musica, grazie a te. Grazie a voi. Sì. Non performeremo alcun tipo di musica, anche se assieme a, cliccando la campanella, avere la possibilità di seguire ed essere aggiornati su tutti quanti i nostri podcast, su tutti i nostri aggiornamenti, troverete i link dell'associazione Artesia. Artesia, associazione musicale, culturale, musicale, Artesia. Che appunto vi darà qualche bella dritta su come sviluppare, trovare il cantante in voi stessi. Sì. Per quanto riguarda me, sì. Poi ci sono anche altri strumenti, però oggi ovviamente parleremo di canto. Di canto. Oggi, senza cantare, oggi parleremo di canto. Certo. È una domanda che viene appunto da uno dei nostri ascoltatori, e la vedo adesso. Possiamo tutti cantare? Certo. Infatti. O il concetto di stonato è più una situazione mentale? È più una possibilità che ci togliamo da soli? È una scusa che ci portiamo? Partiamo da questo, dopo svilupperemo altri argomenti ma questo appunto è già una domanda che mi era arrivata in anticipo Sì, ma è giusto, infatti, anche perché se io lavorassi solo con le persone che sono, come si dice, talentuose, lavorerei poco. Diciamola scherzando. Però no, lo stonato non esiste in natura. Forse c'è qualche caso, ma ci sono magari dei problemi fisiologici, uditivi, così. Invece alla fine qual è il problema? Siccome il nostro strumento è fatto di strutture, allora mi sono resa conto che magari è qualche struttura che non funziona bene. Non è neanche una questione di udito, nel senso che io sento molto spesso che magari faccio delle note, non le fanno correttamente, ma non perché le sentono in un altro modo, ma perché, ti faccio un esempio, siccome il nostro strumento ovviamente è qui, c'è la laringe, abbiamo la lingua, quando tu devi andare nelle note acute, ovviamente la laringe si deve alzare. Trovo spesso magari degli allievi che non lo fanno per abitudine, un'abitudine sbagliata, e nel momento stesso in cui io faccio questo, gli insegno ad alzare meglio la laringe, automaticamente la nota è intonata. Non ci vuole molto? No, ci vuole molto. Però visto che è una questione meccanica, dopo ovviamente si lavora molto anche sulla parte artistica, quindi sul far riconoscere le note, sul magari io gli suono delle note, lui comunque le canta, però
ho visto che le cose cominciano a migliorare quando capisco esattamente qual è il problema. Ok. Barbara, tu sei nel campo della musica, nel mondo della musica da quando eri bambina sostanzialmente. Sì, Tu eri ragazzina, diciamo. ragazzina, Sì, hai, sì. hai visto la scena musicale italiana dal di dentro fin da quando eri adolescente sostanzialmente. Sì. Tu nasci a Verona, Legnago, sono ecco, nata. molto bene, sì. Vengo da un paesino piccolino della provincia veronese, si chiama Boschi San Marco, cioè 600 abitanti proprio. E da un posto di 600 anime appunto è uscita Barbara Melotto e a un certo momento della sua vita ha scoperto la musica, ha iniziato a cantare, ha iniziato a performare anche a livello prima locale, poi regionale, fino a un certo punto a finire a Milano. Sì. In quegli anni, stiamo parlando degli anni 90? Gli anni 90. Anni sì, 90, sì, ecco. Qualche anno ce l'ho. E non si vede. E soprattutto non si sente perché hai una voce veramente squillante e fantastica. Ma questa è una questione di allenamento. Anche questo. Esatto. Ne parleremo dopo del discorso dell'allenamento. Torna sempre buono. Quando si tratta di formazione è uno degli argomenti che noi nel nostro podcast tocchiamo, anzi noi portiamo avanti per riuscire a capire come essere formati, essere preparati fa godere di più quelle che sono effettivamente poi passioni e professioni. Giusto. La gioia che noi cerchiamo di trasmettere, la felicità che noi cerchiamo di trasmettere tramite i nostri ospiti è riuscire a dire grazie a quella che è la mia passione, le emozioni che prima percepisco io, perché mi sento bene nel fare il mio lavoro, lo trasmetto anche agli altri, è anche grazie all'essermi preparato, allenato, istruito e in questo caso aver avuto poi successo. Le coincidenze esistono. Esistono, la fortuna. Uno dei grandi leitmotiv che io porto avanti è bisogna prendere la sliding door giusta a un certo punto o salire sul treno o aereo giusto che Però sia. Però bisogna essere pronti in quel momento. Ed essere pronti in quel momento. Se no il treno se ne va. O magari prendi anche il treno però scendi alla stazione sbagliata. Giusto. Essere consci dei passi che si fanno. In questo caso essere consci delle scale musicali che si fanno. Certo. Nel tuo caso. Bravissimo. Interrompiamo momentaneamente il nostro podcast per ricordarvi che questo episodio vi è offerto da Alchimie Venete, una rete di professionisti che sviluppa progetti orientati alla valorizzazione del territorio, l'arte e le competenze locali. Alchimie Venete aiuta aziende, istituzioni e comunità a raccontarsi meglio, attraverso la creazione e sviluppo di eventi, video e podcast legati alla memoria, la sostenibilità e l'identità culturale. Se anche tu credi che comunicare bene significhi costruire connessioni vere e lasciare un impatto duraturo, scopri il loro lavoro su alchimievenete.it. Alchimie Venete, cultura, territorio, visione. Tu parti da giovane, te ne vai a Milano, scopri una metropoli perché la Milano degli anni 90 era già evoluta e aveva penso un bombardamento di proposte, offerte più o meno qualitative perché là ce n'era di ogni tipo. Sì, ma c'era la possibilità poi di veramente trovare ambienti dove c'era proprio questa crescita. Io, tieni presente, all'epoca, insomma, poco più che ventenne, per cui mi sono ritrovata. Fortunatamente la mia migliore amica, che era violinista, e ancora lo è stata presa all'Orchestra Sinfonica di Milano. Allora mi fa, perché non vieni anche tu? Io già provenivo comunque da qualche anno che avevo fatto già delle cose anche in televisione, però mi ero un po' fermata, ho detto vabbè dai senti vado avanti e provo a vedere cosa riesco a fare da sola. E nel giro di un anno mi sono ritrovata veramente a cantare in tanti locali di Milano, proprio si aprivano. È stata un po' la mia determinazione ovviamente, però anche il periodo giusto. Il periodo giusto, le coincidenze, come dicevamo, esistono, ma le si creano. Certo, se non c'è la determinazione non sarebbe successo. Il tuo percorso, diciamo, professionale, il tuo percorso professionale si evolve poi in quello che è una direzione che ti porta alla professionista che sei oggi, cioè un insegnante anche. Sì, questo è venuto dopo. Ovviamente. I passaggi, perlomeno le pietre miliari di questo sviluppo, quali identifichi come tue pietre miliari di questo passaggio da professionista della musica a
insegnante di musica? Allora, in primis, secondo me, un insegnante, più che insegnante di musica, sono la classica vocal coach, insegnante di canto, e per cui insegnanti poi di strumento e musica ovviamente hanno altre competenze rispetto a me. Però prima secondo me ci deve essere la professionalità del lavoro. Ovviamente io per anni ho fatto questo lavoro come professionista, poi mi sono fermata perché ho trovato l'amour qua a Bassano. Era arrivato un momento della mia vita in cui avevo altre esigenze e quindi ricordo che con un contratto discografico con una casa discografica importante, io decisi di venire qui a Bassano perché il paese poi mi piaceva, eccetera. Qui è successo che per un anno avevo quasi, come si può dire, avrei voluto smettere, perché poi insomma si cambia, non c'era più quella passione che mi aveva portato ad andare a Milano e a fare questo lavoro, perché ci vuole tanta passione, perché anche cantare nei locali, cantare comunque nei teatri, ore e ore, le prove, studi di registrazione, non è facile, ci vuole tanta forza. E quando sono arrivata qua, per un annetto, visto che sono anche ragioniera, ho fatto un altro lavoro, poi ho detto no, non posso stare. Era quando ti musica. dicevano, ma quindi adesso hai anche un lavoro vero? Sì, l'unica volta che mi dicevano, che lavoro fai? Faccio lavoro in ufficio. Bene, bel lavoro. No, perché per tutta la vita mi hanno sempre chiesto che lavoro facessi oltre alla cantante, quindi... I dubbi sorgono sempre quando si tratta di avere un lavoro che è visto dall'altra parte come un intrattenimento. Sì. E questo è un qualcosa che appunto abbiamo incontrato in altre interviste che abbiamo fatto a professionisti del teatro, professionisti sempre della musica suonata in questo caso. Tu nel particolare la musica cantata. Cantata è ancora più... Ancora più difficile da concepire come un qualcosa che effettivamente può essere professionalizzato. Certo, sì. Anche se, come dicevi tu, nel periodo appunto tra anni 80 e anni 90 la professionalizzazione del canto si è consolidata in quello che era un ambiente precedentemente considerato come soltanto amatoriale o poco più che amatoriale o perlomeno di una certa elite musicale che faceva il brutto e il cattivo tempo per quanto riguardava appunto la produzione e la presentazione. Sì. Oppure c'era il canto lirico. Canto lirico elite, ok. Canto moderno. Canto moderno riservato a pochi anche in un certo senso. Ricordo che la prima o perlomeno il primo concetto di ma anche loro sono dei cantanti, per quanto riguardava un approccio da adolescente che io avevo negli anni 90, era quando recepivo effettivamente nuovi artisti ogni anno che si esibivano, momento boomer, al Festival Bar. Sì. Quello era ma c'è gente nuova rispetto ai soliti 15-20 che sento ormai a Sanremo per esempio, ecco, giusto per fare nomi e cognomi di tanti altri festival. E quello è stata un'evoluzione per la quale dobbiamo in un certo senso ringraziare, che poi sia evoluta o in un certo senso succede sempre degenerata in quello che è una cosa che non contemplo più di tanto come arte musicale, i talent show, ok? È un altro discorso, è più un'opinione personale e me la tengo stretta anche. Anche la mia. Anche la tua, ma oltre a quello che poteva essere magari una ribalta di Sanremo e a mio ricordo Castrocaro come festival, il resto era semplicemente avanspettacolo di, se tutto andava bene, TV locali. Che cominciavano a farsi conoscere o ad avere comunque una presenza nella comunicazione musicale da metà anni 80 in poi. Sulla grossa spinta che appunto aveva avuto Milano con le prime televisioni private, cioè non Rai, tra fine anni 70 e inizio anni 80. Infatti i primi miei concorsi, quando ho 17-18 anni, sono stati Castrocaro e poi vinsi nell'89 Miss Teenager Canzone, che era all'epoca un concorso alla pari di Miss Italia. E quindi c'erano questi concorsi, tu partecipavi e dopo da lì, sempre il solito treno, sei preparato, questo e quell'altro. Adesso invece è tutto in mano, ovviamente, social, è cambiato tutto, da un punto di vista magari più facile, da un altro
più difficile perché c'è tanta roba e non si riesce, a volte si va un po' in confusione. Si va un po' in confusione, diciamo che la quantità soverchia la possibilità di scovare una qualità che prima magari era più motivata? Ma sì, ma perché prima c'era anche la gavetta, poi comunque c'era il concorso, ma poi facevi le serate, cantavi fuori, comunque un cantante non arrivava subito al tipo, non so, il video e lo trovavi su Facebook, Instagram, eccetera. E lì, ragazzi, dovevi veramente lavorare, serate tutte le sere, ti facevi la gavetta, quando magari ti capitava la fortuna, certo, magari avevi la possibilità anche di fare un disco, però eri pronto. Potevi anche partire in tournée, perché comunque adesso non so quanti riescano anche a sostenere il peso di cantare dal vivo, se lo fanno. Esattamente. Tante serate. E se lo fanno. Anche lì si è iniziato con niente. Il già citato Festival Bar, quando il playback, ma anche a Sanremo, a dire la verità, in quegli anni, il playback era condivisione comune. Sì. Ed ora invece anche nei live pare che effettivamente ci si trattenga dal dire aspetta che faccio vedere se so cantare, ok? Certo, Il giudizio sarebbe estremamente schiacciante quando manchi una nota, mentre mancare una nota ai tempi poteva essere quel motivo del dire devo ancora studiare, devo ancora migliorare. Infatti. Vorrei tornare a quello di cui ci siamo parlati all'inizio, la tua evoluzione vocazionale in termini di insegnamento. Certo. Tu, assieme ad altri, qui a Bassano, fondi Artesia. Sì, diciamo proveniva già da un'altra associazione, poi circa 11 anni fa, con Mauro Alberti, che è il presidente dell'associazione, abbiamo voluto andare avanti con questa nuova esperienza. Siamo un gruppo di insegnanti, circa una ventina. Molto bene. E tutti specializzati e cerchiamo comunque di essere anche inclusivi, perché come ti dicevo facciamo tantissime cose, lavoriamo sia con i bambini e anche con gli adulti e anche con gli anziani, perché la musica deve comunque arrivare a tutti. È qualcosa che, come prima era stato il cantare, che adesso purtroppo per famiglia e questo lavoro ho rinunciato, questo lavoro è diventata la mia passione. Infatti mi chiedi di hobby, però in questo momento è tutto concentrato. È tutto qua. concentrato. Sì, però lo faccio con piacere. Forse è un po' eccessivo definirla totalizzante, ma tu della tua passione hai fatto la tua vita. Sì. Si esaurisce in questo, si Certo. completa in questo. Sì, Esaurire è un termine un po' negativo, effettivamente si completa in questo. Sì, si completa in questo momento, poi magari in futuro cambierà, però adesso la vivo così, insomma. Mi sono ributtata completamente nelle note. Fa molto piacere. In un altro modo. Fa molto piacere. Però cosa che volevo, quando poi mi è stato chiesto di insegnare, ovviamente ho pensato, ok, adesso però mi devo formare come insegnante. E allora che ho trovato attraverso all'epoca il Conservatorio di Padova, c'erano questi corsi ESTIL, all'epoca si chiamavano Voicecraft, dove comunque formavano, nel senso, prima ti ho parlato di strutture. Sì. Io quando facevo la cantante e con le lezioni che avevo preso prima, non avevo ben capito come funzionava il mio strumento, perché c'era questo modo di insegnare molto di sensazione, nel senso, io faccio lezione col mio insegnante, il mio insegnante mi dice senti qua, senti magari un filo, qualcosa, però è una sensazione che aveva l'insegnante. Io lì ho voluto comunque conoscere meglio a livello fisiologico il mio strumento per essere capace ed essere in grado comunque poi di gestire anche gli strumenti degli altri, perché non è una cosa così facile. E allora ho trovato l'ESTIL e adesso comunque faccio parte di questa bella famiglia che comunque l'ESTIL è americana. Nasce tutto da Joe Estil, che era una cantante lirica, e a un certo punto anche lei negli anni 70 ha detto basta, io devo capire cosa mi succede. E allora con tutti i foniatri e logopedisti dell'epoca, che erano anche dei gran nomi, poi a Chicago mi sembra, cominciò a studiare all'università e praticamente si facevano infilare allora queste telecamere su per il naso
per controllare esattamente cosa succedeva. Quindi grazie a lei se adesso noi riusciamo anche a capire esattamente quello che succede. Ed intervenire in caso sia necessario. Sì, più che altro dare anche, io come insegnante so quello che faccio e so quello che mi succede e quindi magari posso aiutare meglio l'allievo che viene da me e quindi lo posso consigliare meglio e capirsi, perché poi il canto, lo studio del canto è un lavoro muscolare. E quindi torniamo alla palestra. Quindi è una disciplina ma è anche un lavoro muscolare e questo mi è piaciuto tantissimo perché almeno ho avuto proprio l'idea di quello che succede dentro di me. Averlo saputo tanti anni fa ma no, purtroppo non c'era. Hai citato la parola palestra e la cosa ci interessa particolarmente. Sì. Nelle nostre lezioni sviluppiamo molto spesso il concetto del train your body, train your mind, in questo caso train your language skills. Certo. Abbiamo a disposizione uno spazio, abbiamo a disposizione appunto una qualità di insegnamento e di contesto. Il riuscire a creare uno spazio musicale, quindi uno spazio dedicato all'arte, ma allo stesso tempo riuscire a declinarlo in termini di formazione e intervento anche educativo, sociale, educativo inclusivo. Certo. Quanto tempo, quante energie, che tipo di skills hanno richiesto a Artesia, in questo caso a Barbara, ma A tutto che il lavora gruppo. in team? Sì, ecco. sì, tanto, perché poi ognuno di noi, ovviamente, se io parlo per me, poi tutti i miei colleghi sono specializzati nel loro campo e ognuno di loro fa questo tipo di lavoro. Io nel canto, chi nel pianoforte, chi con i bambini, chi con gli anziani, eccetera. E non è facile, perché sarebbe più facile dire ok, venite qui, noi facciamo, è tutto facile, è tutto veloce, in poco tempo tu impari, invece no, ci sono delle tappe, ci sono dei momenti anche difficili, perché poi sai, quei momenti in cui non vai avanti e uno dice boh, mollo, perché e invece no. Trattandosi di un approccio molto qualitativo in questo caso, Sì. Non è declinabile in termini di questo è il menù delle nostre offerte di formazione. No, ovviamente si va in base alla persona che hai, infatti sono corsi anche individuali proprio per questo. Però ci va dell'etica anche dell'insegnante, cioè nel senso io non posso dirti vieni accanto e fra un mese sarai Whitney Houston, no, ci vuole il suo tempo e comunque ognuno ha la sua caratteristica. Io non tolgo mai anche una questione di timbro, no? Molti magari dicono no dai, magari facciamo in modo che ti venga la voce come la mia. Mettiamo che canto bene, no? Ti venga la voce come la mia. Dicevano. No, io mantengo comunque la timbrica di ognuno. Ognuno deve mantenere la propria professionalità. Io gli insegno a cantare, io gli insegno comunque a usare meglio le strutture, però mantenendo la propria personalità. Esiste un metodo? Esiste un approccio metodologico che tu hai? Ovviamente che può essere adattato alla persona, alla personalità anche, alla sensazione, alle emozioni dell'individuo o del gruppo, nel caso in cui appunto tu ti presenti di fronte ad un coro, ok? Ma esiste una tua metodologia o perlomeno dei punti fermi in quello che è il tuo, scusate la ripetizione, approccio all'insegnare o al migliorare il canto di una persona? Sì, come ti dicevo, io ho sposato in pieno proprio l'Estil, che a differenza di Paolo è stato il primo, per cui io vado più con un approccio muscolare, fisico, ok? Che subito ma uno mi guarda e dice perché? Però invece dopo, insomma, vedono che i risultati ci sono e sono anche più duraturi, capito? Non è, per esempio, anche col coro, io ho questi ragazzi, queste signore che vengono, però prima fanno un percorso con me e poi li metto a lavorare in coro. Del coro è un aiuto che si danno una con l'altra, perché nel momento stesso in cui loro hanno imparato ovviamente la tecnica, poi nel coro lavoriamo su altro e non ci deve essere quella che io canto bene, le altre cantano male, canto sempre io, ovviamente io do delle direttive,
però deve essere la brava che magari aiuta anche quella meno, quindi c'è inclusione anche in quello. Noi cerchiamo sempre comunque di lavorare con questo e il mio metodo ovviamente si basa sempre su questo che ti dicevo. Il momento motivazionale? Il momento... Come lo interpreti, come lo declini quando si tratta appunto di dare un là, ma anche altre note vanno benissimo, penso, a chi non si sente pronto? Allora, io dico sempre che tutti possiamo cantare ed è quella la cosa più bella. Tu non devi venire qua e sentirti, io sono qui per aiutarti. Per cui qualsiasi cosa, qualsiasi obiettivo noi raggiungeremo, per te sarà un successo. E quindi in questo modo si sentono anche più, secondo me, rilassati. Generi una comfort zone? Sì, cerco di generare quella perché è quella che deve servire inizialmente. Nel senso, una persona viene da me, viene nella nostra scuola, io ti dico, parlo sempre del canto, però magari dice no, ma non sono all'altezza, ma io non sono capace, sono troppo anziana. Ma no, perché? Il canto è la cosa più bella che ci sia, anzi ti do veramente questi strumenti per cui tu poi fai quello che vuoi, nel senso veramente ti puoi sfogare, anche perché poi sei in una disciplina, poi il canto aiuta, è uno sfogo, anche perché gli insegno veramente tutte le qualità in cui possono cantare, anche l'urlo è fondamentale. Quando ci sono delle persone che magari anche hanno dei problemi psicologici oppure magari sono bloccati a livello caratteriale, quando riescono anche a urlare, alcuni si mettono a piangere perché proprio non se l'aspettano. Quindi è tanto emozionale, tanto bello. E questo è il tuo, mutuando un termine al marketing, il tuo KPI, sì. il tuo successo. Sì, io voglio che loro arrivino a star bene. Quindi quando vengono da me il mio obiettivo è quello. Dopo ovviamente chi ha magari studia di più, chi magari poi c'è anche chi ha più talento, chi meno, chi ha più predisposizione, allora lì magari si vedono anche altri obiettivi. Però in generale tu arrivi da me, io ti insegno e vedrai che le cose si faranno. E collegandoci appunto a questo tipo di successi, questo tipo di feedback positivi che tu vedi da parte dei tuoi allievi, qualche episodio in cui ti sei detta, oltre al talento, siamo riusciti a dare una tecnica e queste persone hanno trovato anche uno sfogo professionale in ciò che abbiamo insegnato? Sì, allora a volte arrivano anche delle persone che hanno bisogno di essere magari preparati per fare dei provini, per fare magari, adesso ci sono sti talent e quindi mi chiedono comunque di prepararli e questo magari è servito per dare quel qualcosa in più e che poi magari io la professionalità la vedo diversamente, non tanto nel provino, però sappiamo benissimo che quelle cose lì servono, ok? Soprattutto in questo periodo. Però magari dopo persone che hanno iniziato a cantare in una band, persone che comunque hanno voluto frequentare il conservatorio, si sono iscritte ad altre accademie, ecco, tutte queste cose che poi hanno portato a, non dico una professione, ma quasi, insomma. Quasi, bene. Professionalmente parlando, sei anche una mamma. Sì. Sì. E questo tuo essere mamma si è poi trasferito anche nella tua carriera di cantante. Sì. Hai colto un'occasione o una circostanza che ti ha vista appunto partecipe della tua esperienza di maternità, certo, e l'hai sviluppata e condivisa con il mondo di altre mamme, grazie appunto alla collaborazione con Federico Spagnoli, mi dicevi. Certo, sì. Producendo un brano dedicato ai bambini prematuri. Sì, Esattamente. perché io sono mamma di un bambino nato tanto prematuro. Ora ti parlo di settimane, sono 22 settimane e 4 giorni praticamente. Metà strada sostanzialmente. Sì, a metà strada. Sì. Credo che Edoardo sia uno dei pochi che è sopravvissuto
bene, perché fortunatamente ha 12 anni, adesso sta bene. Canta? Sì, ha cominciato a cantare nel coro della mia collega perché con me non vuole assolutamente avere nulla a che fare. Giustamente non puoi mai avere una soddisfazione di insegnamento sui tuoi figli. Assolutamente. No. E infatti lo lascio alla mia collega, sì, canta. E quindi era successo nel 2017, mi hanno chiesto, sapendo che io comunque facevo parte di queste associazioni, mi hanno chiesto dall'ospedale San Bortolo di Vicenza, visto che Edoardo è nato là, parlando con una dottoressa, mi fa: sarebbe bello che tu facessi qualcosa. Allora mi è venuta questa idea, ho detto: senti, non dovevo cantarla io, doveva cantarla comunque una cantante un po' più famosa di me, questa era l'idea. E ho chiamato questo mio collega che scrive per Mina Celentano, e lui ha detto: va bene, dai, senti, provo a buttare giù qualcosa. Nel giro di una sera, un paio di giorni, ha scritto questa canzone bellissima che si chiama Io ti aspetto lo stesso e si trova anche su YouTube. Troverete il link nella descrizione dell'episodio una volta che verrà pubblicato, andate ad ascoltarla. E da questa poi ci siamo con l'associazione Pulcino Onlus di Padova, e poi c'era l'associazione Vivere Onlus, che è quella nazionale, anche quella internazionale, e abbiamo fatto questo progetto, abbiamo coinvolto tante associazioni a livello nazionale, tante mamme. Alla fine, come ti dicevo, nessuna cantante famosa ha voluto farla, ma posso anche capire, e l'ho cantata io, ma è stato difficile, perché ovviamente, sai, il carico emotivo era forte, infatti era più quel che piangevo che cantavo, però dopo alla fine ce l'ho fatta. Abbiamo con i colleghi e con la scuola di danza Bassano Ballet abbiamo fatto proprio una squadra, ed è stato bellissimo perché abbiamo fatto anche 2 musical. E questa canzone comunque l'hanno cantata tutte le mamme, è stata veramente una bella esperienza. Poi è arrivato il Covid e purtroppo ci siamo dovuti fermare. Quando certe interruzioni danno un blocco a quella che è la componente creativa, Sì. quello purtroppo abbiamo notato essere stato un forte iato nella continuità, nell'ispirazione, ma anche nella presenza e volontà di mantenere certi valori. Sì. È stata difficile. Però il tempo è passato. Sì. Ti vedo positiva, sì. Ti vedo comunque in una splendida forma, anche da un punto di vista professionale, lasciatelo dire. Ecco. Collaboriamo con le nostre scuole, collaborano perché collaboriamo assieme anche con c'è voi. qualcosa che si porta avanti assieme, e appunto siamo felici di fornire noi informazioni su ciò che portate avanti come squadra. Sì, certo, e infatti. Altrettanto fate voi per quanto riguarda i nostri programmi linguistici. Certo. Un bel corso di canto in inglese Magari è già in incubazione, certo. No pun intended. Yes. Ma quello che ti vorrei chiedere continua su questa scia, perché noi ci teniamo tanto appunto a poter dare delle ispirazioni, certo. a poter dare delle idee, a poter anche sostenere quello che magari è un seme di voglia di poter iniziare, di poter generare e portare avanti determinati talenti che si sente di avere, quei diamanti grezzi che magari abbiamo al nostro interno, o con cui appunto siamo là che rimuginiamo, ci svegliamo la notte e diciamo: ma perché ancora non ho fatto questo? Okay. Bravo, perché ancora non ho fatto questo? Una cosa bellissima che tu mi hai raccontato è il fatto che sì, hai tanto un approccio che potrebbe essere mano a mano con dei logopedisti quando si tratta di portare avanti una capacità comunicativa, certo, tramite il canto, ma è anche un volersi, riscoprirsi, realizzarsi, sentirsi bene con se stessi. Questo è fondamentale. A qualsiasi età. A qualsiasi età. Sì. Non c'è limite all'apprendimento. Assolutamente. Diceva, dopo un tot di anni non è più possibile perché il cervello rallenta, perché non sa... No. Fuffa, tutti possono farlo, anzi ancora di più dopo il Covid purtroppo abbiamo visto una diminuzione dei
di iscritti dei ragazzi adolescenti, perché la musica è cambiata, perché comunque adesso si è perso quasi la voglia di suonare. Infatti noi abbiamo anche una band, abbiamo anche un progetto band seguito da Francesco Signorini che da 10 anni portiamo tutti gli anni, diciamo, in giro. Anche adesso ci sono dei locali in cui faremo queste esibizioni, però ragazzi di quell'età fai fatica a coinvolgerli. Sei di fronte a nuove sfide. Di fronte a Probabilmente nuove te ne sei sfide. trovata già in passato, e questo, il fatto che tu riesca a basare la tua professione su una esperienza anche Certo. temporale che va attraverso 3 decenni, se non più, Sì, ecco, sì. ti dà questo. In tutto questo percorso ti sei mai trovata di fronte ad un ostacolo che hai detto sulle prime insormontabile, e che poi invece si è rivelato essere un'occasione per poter reimpostare, ricostruire o, come dire, cambiare registro? Sì, mi è successo diverse volte. Io però fortunatamente ho una caratteristica che forse è quella che mi salva, che vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. Questa fortunatamente, diciamo, non riesco mai a vedere il negativo, anche su qualcosa che mi succede di negativo, perché ho avuto un figlio, sono stata 4 mesi in terapia intensiva, è stata dura, ho detto o vado via di cervello oppure mi metto sotto, e quindi sono riuscita nonostante quello a creare anche questa cosa positiva. Per quanto riguarda, ti dico adesso, è stato le ultime è stato riprendere in mano Artesia dopo il Covid. È stato difficile, anche e soprattutto col gruppo vocale, col coro che ho, eravamo rimasti pochi e li sono ripartita da zero, li ho riformati e adesso siamo un gruppo di 15 persone, stiamo lavorando, facciamo pezzi dei Pentatonic, pezzi di Voca People, tutte cose a cappella, belle, simpatiche, divertenti, e sono contenta perché anche vedo tanta felicità negli occhi delle persone che partecipano, e questa è la mia gioia, questo è il mio obiettivo. Quando io vedo persone felici, io non devo portarli a Sanremo, non mi interessa. Poi là c'è un mondaccio, ragazzi, ci ho fatto parte. Infatti lo dico sempre a chi si avvicina a me e mi chiede: ma io vorrei farlo per professione. Certo, tu devi provare, come hai detto tu, perché sennò a 50 anni ti dici: avrei potuto. Provaci. Su questo mi viene da chiederti, c'è qualcosa che la Barbara di adesso, ok, direbbe alla Barbara sedicenne, 17enne, 18enne, il dire non fare, ma prova quest'altra cosa? Studia di più. Eccola là. Studia di più, non pensare che il solo talento ti porti a... Perché anch'io ovviamente 16-17 anni, tieni presente che a 17-18 anni mi sono trovata su Rai 1, perché avevo vinto questo concorso, quindi passaggi in televisione, comunque andavo sempre a fare queste serate con personaggi comunque dello spettacolo, ero piccola. Avresti avuto tantissimi followers. Mamma mia, 20 anni dopo. e non avevo nessuno invece, capito? No, neanche ma sai con quanti, tipo, c'è stato un periodo in cui facevamo anche l'apertura dei concerti di Gypsy King, così, ma manco la foto, niente, cioè all'epoca non si faceva nulla, ho qualche fotografia, ma veramente... Che peccato. Ma sai cos'è? Che io lo vedevo come lavoro, per me era un lavoro, ero là, adesso invece è cambiato tutto, proprio la mentalità, il Devi modo monetizzare i like adesso, Sì. è qualcosa di diverso. Allora chiedevano a un cantante di saper cantare, Sì. di fare il suo lavoro, di avere esperienza e gavetta. Adesso quanti like hai? Ho delle ragazze magari che vengono proposte dalle case discografiche, chiedono, sì, ma su Instagram Quanti chi ti followers? segue? 50 persone. No, non mi interessa, ma eri bravissima. Capito? Quello mi spiace. Ti senti bene? Sì, Sei nel posto giusto? sì. Sì. Bassano mi piace, l'ho scelta io. Bello. Sono andata via da Milano, sono venuta qua. Mi fa molto piacere perché c'è della grande positività e c'è anche tantissima speranza in quello che stai trasmettendo. Proviamo. Sì. E a conclusione della nostra chiacchierata ti chiedo se c'è qualcosa di importante che vuoi lasciare a chi ci sta guardando. Una parola chiave, una emozione da coltivare, oltre allo studio che ti sei detta da sola, appunto, Sì, a distanza sì. di 20 anni, 30 anni.
Cosa Allora, suggerisci? io suggerisco, soprattutto adesso, allora, le persone più grandi hanno vissuto gli anni 90, gli anni 80, quindi sanno. I ragazzi di adesso, io vorrei dire, tornate a emozionarvi, perché la cosa fondamentale è la musica, l'arte fatta bene, te lo dà. Adesso vedo i ragazzi che ascoltano, sì, per carità non è tutto brutto, ci sono comunque anche adesso degli artisti che lavorano bene, però vedo hanno paura forse a sentire, ad andare oltre, Ad urlare? Ad urlare. E io infatti faccio urlare, quando vengono da me, urli proprio. Stiamo attenti a urlare qua perché No, apparecchiature... se no faccio saltare tutto, se faccio sentire la mia voice, ragazzi, poi qua... dopo devo tornare a cantare, no? Non posso adesso, ho figlio, marito e tutto sto lavoro. Avrete modo di sentire la sua voce, cercatela sui canali social anche, Grazie, sì, in sì. particolare su YouTube. Troverete appunto Barbara su varie piattaforme. Barbara Melotto, Associazione Artesia di Bassano. Certo. Ricordiamo anche le collaborazioni che hai avuto, in particolare vi invito ad andare ad ascoltare Io ti aspetto lo stesso. Certo. E altre canzoni, altre apparizioni che sicuramente ha avuto Barbara nell'arco del tempo. Sì, soprattutto quella, anche perché ogni tanto mi contattano e mi dicono: guarda, ho avuto mia sorella che ha avuto il problema, la mia amica, e allora chissà li direziona verso questa canzone e fa star bene, ma soprattutto attraverso questa canzone poi si può arrivare anche a me e io li posso indirizzare anche verso queste associazioni che stanno facendo veramente grandi cose, aiutano, ti possono dare una mano anche per quanto riguarda magari cosa fare se ti nasce un bambino prematuro, dei consigli, sono sempre disponibili. Quindi la canzone è nata soprattutto per quello, perché la gente sappia che esiste anche questo mondo e, come è successo a me, che non sapevo nulla e quindi mi sono ritrovata a dire cosa mi sta succedendo, io vorrei che attraverso questo alcuni magari vengano a sapere prima e quindi si sappiano anche organizzare meglio e comunque ci sono tutte queste associazioni che sono veramente in aiuto. E comunque si può continuare a cantare. Sempre. Sempre. Io gli cantavo, sai cosa facevo? Quando avevo il bambino dentro l'incubatrice, io cantavo, non sapevo all'epoca, mi veniva distinto, gli cantavo il pezzo del Mago di Oz, Over the Somewhere, Over the Rainbow, e gli cantavo questa canzone. C'è cascata, è arrivata. E questo è stato importante, perché poi quegli studi che hanno portato, che ho scoperto ovviamente, che il bambino quando è all'interno dell'incubatrice deve sentire la voce della mamma, parlata o cantata. Allora per un periodo sono andata anche in ospedale a fargli un po' alle mamme che vivevano in terapia intensiva, un po' questo servizio volontario ovviamente, ed è stato molto toccante, bello. Spero che le vibrazioni positive che sento io attorno a questo tavolo possano essere recepite anche da chi ci ascolta sia su Spotify che da chi ci ascolta su YouTube. Motivo in più, e questo è il momento giusto per dirlo, per seguirci, per cliccare la campanella e riuscire ad essere aggiornati su questa e sulle prossime puntate. Bene. Noi ringraziamo chi ci ha supportato nella produzione, quindi Alchimie Venete e Kawabanga Productions, i ragazzi che sono dietro le camere e i microfoni in questo momento. Un grande grazie va a Barbara. Grazie a voi. In bocca al lupo. Break a leg. Crepi e facciamo urlare il mondo. Facciamolo cantare anche. Cantare, ma anche... Urlando. Sì, via. Dobbiamo essere felici.